Le strade di Padova, i luoghi frequentati da Giulia, che studiava ingegneria biomedica all'università, ma anche Campo d'Arsego. Sono cominciate le riprese del film su Giulia Cecchettin, la regia di Paola Randi, che ha scritto anche la sceneggiatura con Lisa Nursultan. La pellicola si intitola Se domani non torno, come i versi della poesia di Cristina Torres Cáceres, diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il film è liberamente ispirato al libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino con Marco Franzoso, e verrà girato interamente in Veneto fino ad inizio aprile. La pellicola, prodotta da Notorious Pictures, uscirà nelle sale italiane il 5 novembre 2026, a 3 anni dal femminicidio commesso da Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, condannato all'ergastolo. Nel cast Filippo Timi interpreta Gino Cecchettin, Sabrina Martina interpreta Giulia, Tecla Bossi interpreta Elena, sorella di Giulia, e Tommaso Aglione Davide, il fratello. Se domani non torno, spiega la produzione, non è la narrazione di un fatto di cronaca, è un film che nasce dall'urgenza di raccontare una storia che non aggiunga clamore a ciò che già conosciamo, ma che scavi più a fondo. Dunque il film, che ha il supporto di Gino Cecchettin e della sua famiglia, porta al cinema quello che intende fare la Fondazione Giulia Cecchettin, ovvero parlare in modo ampio e trasversale ai ragazzi e sensibilizzarli sul tema della violenza di genere.